Un pugno allo stomaco. Questa è la prima reazione di fronte a quanto scritto in una pagina Facebook. Insulti rivolti alla campionessa paralimpica Bebe Vio, che con la sua determinazione e bravura non solo ha raggiunto traguardi sportivi prestigiosi, ma ha esportato nel mondo il volto bello dello sport del nostro paese, con quel selfie con l'ex presidente americano Obama che ha conquistato tutti. Ora arrivano nei suoi confronti parole che definir pesanti è sicuramente troppo poco. Sul social si inneggia la violenza sessuale nei confronti di Bebe, facendo leva anche sulla sua disabilità. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto in procura contro Facebook, reo a suo dire di non aver rimosso la pagina in questione. Di certo restano impresse quelle frasi volgari di una cattiveria senza senso, di fronte alle quali la famiglia della campionessa trevigiana ha dimostrato ancora una volta la grande forza che l'ha sempre contraddistinta. È una pagina scioccante, ci dice Ruggero Vio, papà di Bebe, abbastanza stupida, ma non vale la pena spenderci troppe parole. Non usa toni forti papà Vio e sottolinea come la sua Bebe sia purtroppo abituata ad esternazioni simili. Certo, spiega, nessuno si era mai spinto fino a questo punto, ma tempo fa, racconta Ruggero, di fronte all'ennesima critica, Bebe mi disse: papà, sono circondata da tante persone che mi vogliono bene, non posso piacere a tutti. Certo, continua il signor Vio, è inutile negare che ci sia rimasta male lei, che è impegnata a difesa di molte cause, trovarsi al centro di un attacco simile, ma nemmeno questo servirà certo a fermarla. Ruggero Vio poi non nasconde il suo stupore per non essere stato contattato dal Codacons e di aver appreso solo dagli organi di informazione della denuncia. Poi conclude spiegando come ora la sua famiglia stia valutando possibili azioni da intraprendere personalmente.